Buongiorno a tutti. Come vedete abbiamo un parterre d'eccezione per questo panel in cui cercheremo di dare uno sguardo, diciamo, al futuro del capitalismo familiare, ovviamente quasi al termine del forum, in una delle grandi roccaforti del capitalismo familiare italiano. Spinta allo sviluppo del paese o freno allo sviluppo del paese? Ce lo domandiamo da decenni. Effettivamente in questa regione il capitalismo familiare ha cambiato completamente la storia negli ultimi 50 anni, no? Quindi se la trasformazione c'è stata anche grazie al capitalismo familiare, ma da qui dove andiamo? Siamo nel mezzo di una crisi energetica e non solo terribile che diciamo imporrà delle scelte importanti e cercheremo di capirne qualcosa di più oggi. Io vi presento i miei ospiti, partiamo da Barbara Lunghi di Borsa Italiana Euronext, parliamo di Borsa Europea, se no ve li presento man mano, tanto li conoscete già tutti perché abbiamo solo 30 minuti. Partiamo subito a parlare di capitalismo familiare e borsa, no? 2022 è un anno complicato a livello anche di quotazione. Però c'è un fenomeno importante che sta nascendo, ovvero anche con Milano sta veramente nascendo una borsa europea. Sì, indubbiamente l'anno è un anno complesso, ma abbiamo visto soprattutto nel primo semestre delle quotazioni importanti anche in Italia e anche di aziende familiari. Abbiamo visto sul secondo scorcio dell'anno scorso e il primo scorcio di quest'anno aziende familiari come De Nora, Tecnoprobe, Ariston, Intercos, mi fa piacere citare. Quindi rimane un'alleanza tra la borsa e le aziende familiari, un'alleanza importante. Se guardiamo al peso delle aziende familiari in borsa, sono il 55% delle aziende quotate, sia tra le aziende diciamo che portano con sé tante generazioni, sia con le aziende di prima generazione che sbarcano in borsa. Dicevamo quest'anno per noi e anche l'anno scorso sono anni in cui siamo molto impegnati nella costruzione di questa borsa europea. Borsa italiana è entrata a far parte del gruppo Euronext, che è l'infrastruttura leader a livello europeo nei mercati pubblici dei capitali, con 7 venue, 7 paesi, oltre a Milano c'è Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino, Oslo, e è una listing franchise, lo chiamiamo in gergo, tante porte di accesso a un grande e unico pool di liquidità fatto da oltre 6.000 investitori con un'unica piattaforma di negoziazione dove appunto ci sono diverse porte d'accesso e la nostra ossessione, direi, è quella di rendere la porta d'accesso italiana sempre più competitiva, sempre più efficiente, sempre più di facile accesso per le aziende familiari. A proposito di ossessione, che è una parola che io diciamo utilizzo spesso anche nelle storie imprenditoriali che ho raccontato. Come convincere l'ossessione dell'imprenditore a trasformarlo, diciamo, portarlo a un capitale di rischio in borsa e in Italia e non magari seguire qualche sirena oltreoceano? Abbiamo visto vanno di gran moda le SPAC, Wall Street ha attirato anche gruppi italiani, perché ha senso per un imprenditore arrivare in borsa nel 2022? Ma i motivi per cui le aziende si quotano poi veramente sono diverse per ogni settore, per ogni dimensione, anche dalla longevità dell'azienda, quindi i motivi sono estremamente diversificati, però riassumendoli sono anche quelli che leggiamo sui libri di scuola: raccolta di capitali per andare a finanziare delle ambizioni di crescita importanti, che siano piccole, medie o grandi aziende. Se c'è un'ambizione di leadership nel proprio settore di riferimento, di fare un ulteriore percorso di crescita ambiziosa, la borsa è ciò che dà questo tipo di capitali, ma soprattutto, parlando delle aziende familiari, dà anche molta longevità. Le aziende familiari che si quotano sono aziende che hanno deciso, perlomeno con la visibilità di quel momento, di non vendere.
sono aziende familiari che hanno deciso di rimanere in sella come azionisti, come manager, con un giusto compromesso tra i diversi ruoli, hanno deciso di non vendere. Ma anche le aziende che stanno costruendo un percorso di vendita, questo forse è valido più per le aziende di minore dimensione, è una grande vetrina dell'M&A, tanto è vero che molti dei delisting che spesso vengono citati anche adducendo così delle criticità, in realtà molto spesso sono dovute a operazioni di aggregazione di tipo industriale, spesso anche all'interno della stessa borsa italiana o della borsa europea. Quindi le aziende si quotano per crescere, raccogliere capitale, dare longevità, adottare, ecco, anche abbiamo parlato di un equilibrio nella governance, di una giusta dialettica tra managerialità Certo. e azionisti. Ecco, la borsa dà tutte le condizioni affinché questo possa avvenire in modo più naturale. Sarebbe bello, e poi magari ci torniamo dopo, vedere, diciamo, i primi unicorni che stanno nascendo, che sono nati in Italia, no? Gli unicorni sono, diciamo, per semplificare, quelle start-up che arrivano ad essere valutate oltre 1 miliardo. Siamo un po' più indietro rispetto ad altri paesi, ma nelle ultime settimane abbiamo visto parlare molto dei nuovi unicorni, da Scalapay alla stessa Satispay. Sarebbe bello, e anche secondo me, sarebbe, diciamo, potrebbe essere trainante magari a vedere anche la nuova imprenditoria arrivare in borsa italiana, ma di questo magari le chiedo dopo. Passo a Magda Bianco della Banca d'Italia, attualmente capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria, ma partirei diciamo, da un suo studio di qualche anno fa, perché siamo in un momento indubbiamente difficile e complicato, è inutile che facciamo finta, no? Lo siamo a livello internazionale, lo siamo anche a livello paese, si sta formando un governo dopo le elezioni, nel Regno Unito ci stanno dimostrando che l'instabilità non è sicuramente solo una questione italiana. Nei momenti di incertezza, l'azienda familiare cosa dimostra? È più resiliente o meno? Una domanda difficile. Lei credo faccia riferimento a uno studio ormai di una decina d'anni fa, quindi bisognerebbe verificare se i risultati tengono ancora oggi, perché come abbiamo sentito dal professor Gorbetta, da altri, ci sono state grandi evoluzioni dell'impresa familiare in Italia. In quello studio di allora trovavamo che l'impresa familiare reagiva di più all'incertezza in termini di investimenti, che significa che in presenza di un contesto che diventava più incerto, più difficile da prevedere, quello di oggi ovviamente lo è per eccellenza purtroppo, reagivano riducendo gli investimenti, riducendoli di più rispetto alle imprese non familiari. Questo lo leggevamo sulla base dei dati, collegato a diverse caratteristiche delle imprese familiari. Intanto, diciamo così, una maggiore opacità rispetto al mercato. Il mercato fa più fatica a valutare, a dare un valore alle imprese familiari, ai loro investimenti, e quindi eventualmente alla possibilità di sostituirli, di rivenderli sul mercato, per tante caratteristiche delle imprese familiari, e quindi questo ne riduce la disponibilità a fare questi investimenti. L'altra caratteristica delle imprese familiari, che probabilmente va nella stessa direzione, è la maggiore avversione al rischio legata alla maggiore concentrazione naturalmente degli investimenti in un unico asset, che è appunto l'impresa familiare. Questa è una caratteristica, alcune di queste caratteristiche probabilmente sono caratteristiche permanenti nel tempo, e sono legate anche al contesto in cui operano le imprese italiane, tant'è che noi vediamo che in generale c'è una maggiore concentrazione di imprese familiari che abbiamo visto essere rilevantissime in Italia e in tutti gli altri paesi, però lo sono di più in alcune aree del paese, quelle caratterizzate appunto da un contesto che probabilmente le rende un po' più, diciamo, una risposta ad alcune caratteristiche, che possono essere il peggiore funzionamento della giustizia civile, un minore contesto di fiducia sociale, una a volte maggiore presenza di evasione o di elusione fiscale, quindi
come se fosse una risposta ottimale a un contesto che rende più difficili le interazioni di mercato, l'apertura, la fiducia tra soggetti. Questa probabilmente è una caratteristica che continua a permanere e che probabilmente si porta dietro anche una reattività maggiore al Quindi gli contesto di studi incertezza. dimostrano quali sono i pregi e i difetti Sì. dell'industria familiare, però poi c'è un tema importante che è di quello di cui lei si occupa giornalmente, no? Che è le competenze economico-finanziarie delle imprese. Che fotografia vede? Perché ovviamente quando parliamo di capitalismo familiare in alcuni casi no, nasce anche dallo spontaneismo e quindi non arriva magari in maniera conseguenziale Capite, rispetto certo. a degli studi precedenti, no? Allora, ecco, ovviamente, dato quello di cui mi occupo per lavoro, consideriamo questo un tema importantissimo, Certo. quello delle competenze economico-finanziarie di base. Non stiamo parlando di diventare esperti di finanza, che è un problema enorme per l'Italia, per i singoli individui, lo cominciamo a vedere anche per le imprese, soprattutto le piccole, piccolissime imprese. Fino a poco fa non avevamo informazioni su questo, non c'erano dei dati su questi livelli di competenze finanziarie. Li abbiamo adesso per la prima volta dopo un'indagine del 2021 che abbiamo realizzato sotto la presidenza italiana del G20 tra molti paesi, che prova a misurare appunto le competenze economico-finanziarie di base delle piccole e piccolissime imprese. Questa indagine ci dice che in generale nel mondo le piccole e piccolissime imprese non sono molto attrezzate. Sul fronte economico-finanziario c'è delle competenze che gli servono per entrare nel sistema economico, per fare scelte finanziarie avvedute, per relazionarsi con gli intermediari in un modo avveduto. In Italia, insomma, su questo profilo siamo più o meno come gli altri paesi, che vuol dire non molto bene. Addirittura se confrontiamo le piccole imprese con i singoli individui, ci aspetteremmo ovviamente un livello molto più alto delle piccole imprese, vediamo che non è così. Quello che misuriamo, tra l'altro, è che queste competenze si accompagnano a degli effetti, un po' ce l'aspettiamo naturalmente, lo abbiamo verificato soprattutto nel periodo Covid. Imprese con un po' di competenze finanziarie superiori sono quelle che hanno affrontato una transizione digitale più rapidamente e quindi poi sono state attrezzate, hanno avuto una capacità di avere un buffer di liquidità rispetto al Covid più elevato e quindi la capacità di pianificare, di avere una maggiore resilienza. E 3, la capacità di utilizzare gli aiuti governativi messi a disposizione in modo più efficace, quindi capire quali erano disponibili, quali erano più convenienti per l'impresa. Quindi educazione finanziaria conta anche per le microimprese, è importante Questo affrontarlo. credo che sia un messaggio importante da dare. Io per lavoro dirigo la redazione di Bloomberg News di Milano, da anni mi occupo di capitalismo familiare, in particolare perché lo troviamo particolarmente sexy in Italia in questo momento e parlarne da Treviso non è un caso, ci troviamo in un momento di cambio generazionale, chi l'ha già vissuto e chi non l'ha già vissuto, no? Cambio generazionale importante, alcuni patriarchi no, per ragioni di età non ci sono più. È un momento decisivo per le aziende in cui molto spesso si ricerca nuovo capitale di rischio. Allora, Innocenzo Cipolletta, che è il presidente dell'AIFI, l'associazione che raggruppa private equity, venture capital e venture debt, in qualche modo, cioè, non diciamo un derby con la quotazione, però sono due modi diversi per cercare capitali di rischio, in alcuni casi uno precede l'altro. Noto anche dal punto di vista, diciamo, giornalistico e professionale e in queste terre soprattutto che c'è un'apertura negli ultimi anni, decisamente maggiore rispetto a qualche anno fa, all'ingresso di capitale di rischio di private equity in aziende familiari. Qual è il trend? Che trend state vedendo e perché? Beh sì, il trend è in crescita in questa regione e in tutta Italia, ma direi in tutto il mondo, ed è un trend che nasce anche dal fatto che il sistema bancario, che un tempo era il finanziatore delle imprese, dopo la crisi del 2008 ha dovuto fare i conti con i rischi e quindi ridurre la capacità di rischio e quindi si è affermata questa finanza alternativa che sta crescendo. Private equity, venture capital, private debt, sono tutte maniere attraverso il quale si porta il risparmio che è degli investitori istituzionali, i fondi pensione, le assicurazioni in generale, cioè investitori che conoscono, cioè non il privato cittadino. Anche lui può partire, ma per una parte molto piccola.
e questo capitale viene investito in imprese per fare sviluppo, per fare riorganizzazione. In genere viene investito in minoranza, ma anche qualche volta in maggioranza. Ieri si è parlato molto anche di private equity, o quasi tutti ogni tanto Certo. parlano di private equity, e il giudizio oscilla tra il pesce cane che vuole comprarsi l'azienda per spezzettarla in tanti pezzetti e vendersela e guadagnare soldi, al business angels, il quale accompagna l'azienda per tutta la vita e non se ne stacca più e rimane cosa. La verità sta in mezzo, e come tutte le cose ci sono casi fortunati e casi meno fortunati. Devo dire che sta crescendo molto la consapevolezza da parte delle imprese di aver bisogno di un capitale che sia accompagnato anche da competenze, e perché il private equity non porta soltanto capitale, porta capacità organizzativa, capacità di rendicontazione, perché siccome lui deve difendere il capitale che ha investito, vuole sapere trimestre per trimestre, mese per mese, quello che sta avvenendo. Mette delle persone in consiglio di amministrazione, ha capacità gestionale e crea relazioni, perché il private equity investe in tante imprese e quindi può creare relazioni nazionali e internazionali. Quello che sta avvenendo è che anche dalla parte del private equity sta cambiando l'impostazione. Prima il private equity era veramente il finanziere che metteva i soldi e aspettava di poterli moltiplicare per uscire. Oggi sempre più il private equity, e l'abbiamo sentito ieri con Tamburi, che è un caso tipico, è un investitore industriale. Entra dentro l'azienda perché la capisce, si innamora, qualche volta un po' troppo, quindi tutto il periodo di investimento si sta allungando e si cerca in qualche maniera di uscirne, e l'uscita può anche essere la Può anche borsa, essere. che spesso è Tra la l'altro si è borsa. notato, no, l'allungamento dei tempi dei private equity, no, Assolutamente. dai i 3 anni, diciamo degli anni '90, di arrivare e massimizzare, ad allungare, perché si è capito, e questo secondo me è importante parlarne anche qui, che il capitalismo familiare ha bisogno di tempi e di cicli più lunghi, che poi sono una delle grandi forze del capitalismo familiare, no, quella sì che è importante il trimestre, ma che si Certo. guarda a lunghissimo Però periodo. mi faccia dire giusto una cosa, non demonizziamo neanche l'imprenditore che vende Ah l'azienda, no, certo. perché ieri si è detto l'azienda o fallisce o finisce in un private equity. Vendere un'azienda è anche un'arte, è anche un mestiere. È meglio vendere l'azienda quando vale parecchio, piuttosto che venderla quando scende. Questo E sembra lapalissiano, però. la palizzana- e inoltre tendiamoci molto che molti imprenditori bravi a creare aziende spesso non sono bravi a svilupparle, perché chi crea Certo. un'azienda ha bisogno di concentrare su di sé tutto quanto il potere per poterla far nascere, e chi la fa espandere invece deve delegare. Allora, ci sono imprenditori bravissimi che sanno creare l'impresa e la sanno far espandere. Però 9 volte su 10 ci sono imprenditori che la sanno creare e imprenditori che la sanno espandere, e quindi tanto vale che chi la sa creare a volte la venda al prezzo più elevato possibile, magari guadagna parecchi soldi e ne crea delle altre per Diciamo andare che avanti. l'imprenditore, schumpeteriano della distruzione creatrice molto spesso magari poi non è il giusto manager per poi Esattamente. superate a quella fase. Professor Marchetti, lei che ne ha viste di tutti i colori nel capitalismo, familiare, e che ci potrebbe raccontare, veramente tanti aneddoti. Io partirei proprio in questo momento, da questo momento di transizione generazionale. No, ne abbiamo visto ovviamente negli ultimi mesi la scomparsa, di Leonardo Del Vecchio, prima di Gilberto Benetton, per citare 2, insomma, tra i casi più importanti del paese. Come si assicura, qual è il modo di assicurare, in maniera, più efficace la transizione? Beh, direi che anche qui vale una frase che io amo ripetere, che il futuro è ancora antico, cioè il futuro e quindi la transizione dipende un po' da come ci si è radicati e come ci si è organizzati, qual è stata la cultura in precedenza. E quindi direi che non è tanto un problema del momento della Mh-mh. transizione, ma è un problema del come
programmare fin da subito la transizione, anche se, qui apro una parentesi, io ho avuto professionalmente un primo importante cliente che venne da me per dire voglio fare testamento perché sai i miei figli non lo so quale cosa eccetera. Il signore è morto 40 anni dopo da quando era venuto da me, non ha fatto testamento perché continuava a fare delle bozze, le cambiava, ha avuto i figli sui quali più era perplesso, poi si è dimostrato bravissimo, ha fatto un boom dell'azienda che ha fatto guadagnare tutta la famiglia, quindi non io credo che importantissimo appunto sia strutturare e vedere intanto in famiglia chi ha attitudine, interesse, eccetera, eccetera. Credo che sia essenziale avere un adeguato supporto esterno alla famiglia che comunque svolge un ruolo di supplenza, di salvaguardia anche in momenti difficili. E poi il punto centrale che anche quando c'è la transizione, non sono i casi che lei citava, ritorno un po' indietro, quando anche c'è la transizione, il vero problema per le imprese familiari, a mio parere, è il problema che io chiamo dello scalino, cioè il passaggio da quando l'impresa familiare è ancora classificabile piccola, anzi media, a quando il medio diventa stretto, bisogna vedere se può permanere medio, se diventa, deve fare un salto avanti. E devo dire che è questo stesso problema che si ha anche nella transizione in sostanza e quindi vedere la strutturazione. Ci sono strumenti giuridici, fra l'altro, da noi è ancora insufficiente lo spazio che viene dato ai patti successori, cioè alla regolamentazione in vita del futuro dell'azienda. Questo si è migliorato con una riforma, ma è ancora una zona troppo ristretta. Ultima notazione che faccio proprio in questa prospettiva è il per alcuni inaspettato spazio che sta prendendo molto spesso all'estero, ma anche in Italia, si possono citare nomi, io ne vedo professionalmente, di organizzare e passare una parte delle quote o pacchetto azionario a una fondazione. Certo. Fondazione familiare, che vantaggio dà la fondazione? La fondazione dà il vantaggio che è un ente a sé e lo statuto per la successione di chi amministrerà la fondazione è assolutamente libero. Posso incominciare a farlo io, dirò che sarà un consiglio di 5 nominato dal rettore di qui, dal rettore di là o dal vescovo se si preferisce, o ho scelto 2 fra i familiari, 2 fra estranei e così via. Quindi l'idea di non abdicare al carattere familiare, ma inglobare la famiglia non più nella vecchia holding, ma in una fondazione, è un fatto che sta prendendo piede. In Danimarca, per esempio, moltissime delle società quotate hanno come capogruppo questo e anche in Italia si sta avviando su questa strada, ci sono nomi molto noti. Poi la fondazione deve avere altre finalità e qui chiudo e qui si congiunge la sensibilità che molte volte c'è e precorre quella generale dell'azienda familiare intelligente per l'ISG, perché lei attraverso questa formula riesce a combinare sviluppo, diciamo, di profitto, eccetera, ma anche, siccome una fondazione che deve avere anche una parte che è destina, non può dividere fra i propri partecipanti, anche altre finalità. Quindi c'è molto da scoprire, molto da lavorare. Guardi, io insomma, l'azienda per cui lavoro rappresenta un esempio su questo. Michael Bloomberg, il fondatore dell'azienda, ex sindaco di New York, ha devoluto tutto il suo pacchetto azionario alla fondazione Bloomberg, che è un ente no profit e che raccoglie tutti i profitti che fa l'azienda, che poi vengono investiti
direttamente in filantropia. Ci mancano pochi minuti, ma io mi piacerebbe lasciare con, diciamo, un segnale di prospettiva, di ottimismo, perché la vitalità che, no, vediamo anche qui, abbiamo visto in questi 2 giorni dimostra, no, e vedere anche prima parlare, diciamo, i ragazzi più giovani, con questa voglia di imprenditoria familiare che c'è. Chi mi vuole rispondere su quali sono i trend, che voi vedete come più importanti, da seguire per permettere, in qualche modo la managerializzazione e l'apertura al mercato delle aziende familiari nascenti? Un passaggio veloce. Allora, innanzitutto la borsa deve poter essere la venue e l'arena in cui anche le nuove energie imprenditoriali si possono esprimere al meglio. Fa parte del nostro DNA e del DNA delle borse più in generale. Negli anni si sono sviluppati mercati di crescita e lì Certo. vediamo tantissime aziende, start-up poche, ma già scale-up, aziende Sì. comunque di giovani che trovano in questi mercati di crescita l'ambiente in cui esprimere queste loro ambizioni ed energie imprenditoriali con un approccio tra l'altro estremamente laico nei confronti dell'apertura del capitale e della convivenza appunto dell'azionariato familiare o di prima generazione in questo caso con investitori istituzionali ma anche con il pubblico risparmio. Questo è un primo contributo che volevo dare. Oggi le aziende giovani e anche giovanissime o piccole e medie imprese che però trovano decidono di innestare un DNA un po' più innovativo, di avere anche un momento di disruption, trovano i mercati di crescita il loro ambiente. Sulle società unicorni, che forse quando si parla degli unicorni si guarda più alle startup e scale up nel mondo tecnologico, Sì, no? certo. Quindi non è solo un tema di dimensione, è spesso anche un tema settoriale e su questo è una sfida di ecosistema italiano ed europeo, cioè noi dobbiamo poter garantire a queste aziende l'ecosistema di advisor, di investitori su tutta la filiera del funding adatte ad accompagnarle verso un percorso di crescita. Noi nel nostro, diciamo, ruolo, quello che possiamo fare è avere percorsi dedicati. In Italia abbiamo, in Euronext e anche in Italia, abbiamo un percorso che si chiama TechShare, che è un programma Prepio dedicato alle società tech, pensato in modo europeo. A gennaio portiamo tutti ad Amsterdam da tutte le 7 venue, facciamo un percorso di formazione sulla quotazione, poi chiuderemo a Lisbona perché sono aziende che nascono con un mindset internazionale, hanno bisogno di essere contaminate da peer internazionali. Per aziende un po' più grandi, però ricordiamoci che qua, sempre stando nella definizione unicornio, quando uno arriva in borsa sopra il miliardo e ci sono alcune di queste aziende citate che potrebbero farlo, lì abbiamo invece lanciato un'iniziativa che si chiama Tech Leader, quindi anche in Europa abbiamo voluto dare visibilità a delle 700 società tech quotate sul gruppo, 110 sono state tirate un po' fuori dal mucchio Sì, e la competizione non è sono facile però, diciamo, no, con Oltreoceano, assolutamente, non è anche facile, ma è una sfida che credo ci dobbiamo porre perché l'alternativa è che non solo la finanza si sposti, ma la testa, la governance e le energie innovative si spostano fuori dalla nostra, adesso dall'Italia, ma penso certo. sia una sfida europea. Io credo che la digitalizzazione sia un elemento molto forte che favorisca anche il cambio generazionale, perché digitalizzare un'azienda non significa trasformare quelle che sono le procedure in atto in un software, significa ripensarla in maniera diversa, sia il rapporto con i clienti, con i fornitori e i processi decisionali interni. E questo evidentemente svecchia l'azienda. Allora è un processo che il PNRR sta favorendo in maniera molto forte. Mi auguro e sono convinto che le imprese di questa regione, ma italiane, siano ormai indirizzate in questa direzione. Se hanno bisogno di capitali, li possono trovare dalle banche, dai private equity, oppure possono acchiappare i loro soldi che hanno messo da parte. Stamattina Benedetti ci ha detto molto bene che ci sono momenti up and down.
i momenti up uno mette il piano in cascina, i momenti E down down lo tira spende fuori gli e skei, come dicono investe, qui. e sono convinto che noi ce la faremo, non abbiamo queste difficoltà. Prego, Sì, prego. solo una battuta. A me sembra che quello che è emerso da tanti interventi è l'importanza di riconoscere nelle fasi di crescita l'esigenza a un certo punto di separare proprietà da gestione, mentre in una fase iniziale della crescita dimensionale, coincidenza tra proprietà e gestione possono essere un fattore di flessibilità e quindi di vantaggio comparato. Con la crescita, con la complessità del sistema attuale, la disponibilità di tanti strumenti diversi di investimento, l'esigenza di digitalizzare richiedono competenze variegate, quindi con la crescita bisogna in qualche modo portare competenze diverse all'interno, delegare, quindi in qualche modo separare proprietà e gestione. E voi come fate, professor Marchetti, Beh, io non organizzare? vorrei annoverarmi fra quelli che dicono le cose che piacciono ai giornali un po' popolari, ma primo, abbandonare qualsiasi cultura di scorciatoia all'interno dell'impresa familiare, soprattutto media ancora, no? La scorciatoia dell'ambiente, dell'evasione, della protezione politica, eccetera, eccetera. Secondo, sapere che bisogna scegliersi dei compagni, siano manager, siano a un certo punto finanziatori, che il nodo comunque arriva se voglio avere una prospettiva di un certo tipo, e quindi giocare anticipo. Terzo, avere una mentalità aperta, adesso anche qui non voglio tornare alla moda, tenendo presente che le famiglie sono le più varie, insomma, su quelle si costruiscono anche delle belle imprese, e soprattutto aperta nel senso di, appunto, attenzione all'Europa, attenzione ai rapporti umani, attenzione a quello che mi capita intorno. Insomma, con queste piccole ricette io credo che si crea un humus che possa dare un futuro e tuttora un ruolo importante all'impresa familiare, anche grande, eccetera. Un piccolo accenno, teniamo presente, perché la storia delle azioni a voto multiplo, Ah, certo. no? Condannate, è vero, dagli investitori istituzionali, però è il sistema in cui 50 grandi imprese quotate, perché sono 50 e più che un'impresa, coniugano la tenere in mano civilmente Certo. rispettando le minoranze, l'impresa nella famiglia, ma nello stesso tempo aprirsi e Al capitale. finanziarsi. Credo che qualche spunto l'abbiamo lasciato, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.